A 19 anni dall'ultima volta si ritrovano una di fronte all'altra, la categoria è la stessa ma in palio non ci sono 3 punti in classifica, c'è una storica promozione, i veneti vogliono coronare una stagione già favolosa, i toscani sono in cerca di un ulteriore passo per tornare ai fasti di un tempo. Dal Pala de Gasperi di Cornedo Vicentino, buon pomeriggio da Luca Pellegrini e benvenuti a Futsal Cornedo Monte Bianco Prato, andata della finale playoff di A2. Saluti di rito a centrocampo e lancio della monetina in un ambiente caldissimo, tantissimo entusiasmo da una parte e dall'altra per la gara più importante della stagione, la resa dei conti, il primo atto della finale playoff per salire in A2, palazzetto tutto esaurito, sentite sicuramente il baccano anche da casa per questo match attesissimo. Vi presentiamo le due squadre partendo dai padroni di casa del Futsal Cornedo, che sono arrivati terzi in regular season nel girone A. Hanno poi eliminato l'Olimpia Verona ai quarti di finale e il Real Sesto in semifinale con una rimonta pazzesca, sconfitta per 5-2 all'andata proprio qui al Pala de Gasperi, che sembrava una condanna un po' per il punteggio, un po' perché il Pala de Gasperi per tutto l'anno era stato un fortino inviolabile che solamente l'Active Network, club di Serie A, era riuscito a espugnare. Poi però al ritorno vittoria per 7-3 e allora pass strappato per la finale. Per quanto riguarda invece il Monte Bianco Prato, secondo posto in regular season nel girone B, ai quarti ha eliminato il Modena Cavezzo, in semifinale la Bulldog Lucrezia. Entrambe due squadre che stanno molto bene, sono in fiducia. Il Futsal Cornedo, come vi anticipavamo, può puntare sulla spinta del proprio pubblico. Da inizio stagione ha perso solo 2 partite in casa, come vi dicevamo, una contro l'Active Network e l'altra al secondo turno, la semifinale d'andata playoff contro il Real Sesto, sconfitta indolore considerando che poi i veneti hanno ribaltato tutto nel match di ritorno. Vi abbiamo presentato le due squadre, ce n'è una terza che è quella arbitrale, l'arbitro 1 Kenan Creso della sezione di Trieste, l'arbitro 2 Simone Taddei della sezione di Roma 2, il cronometrista è Alessio Briguglio della sezione di Brescia. E si comincia con il primo possesso del Monte Bianco Prato. Si gioca per salire in A2 Elite. Rimessa laterale proprio per il Prato. Cambio di gioco fermato. Può distendersi il Cornedo, che guadagna un fallo laterale. Pallone giocato all'indietro. Murga, in assenza di Del Gaudio, ci si attende tantissimo dal numero 10 per la sua esperienza e la sua qualità, oltre ovviamente al numero 9 Fabrizio Amoroso, 4 gol in 4 gare playoff. Vediamo se c'entrerà il pokerissimo. Marcio Garcia, poi Del Greco, gioco allargato sulla sinistra, contatto e primo fallo del match. Calcio di punizione. Marcio Garcia sul pallone.
cerca il secondo palo, sfera che termina tra le braccia di Fioraso. Rilancio teso del numero 29, possesso ancora dei Blu Amaranto con Tibaldo, tocco d'esterno per Boscaro che non riesce a impattare il pallone. Fallo laterale. Dicevamo nella nostra introduzione si ritrovano, prima seguiamo questo lancio lungo con il Prato ancora in avanti che va alla conclusione. Gran risposta di Fioraso, la prima parata importante della partita. Pallone in calcio d'angolo, morbido destro al volo, fuori misura. Dicevamo si ritrovano a 19 anni dall'ultima volta, perché si erano già sfidate proprio in questa categoria in A2 nella stagione 2006-2007, 2 vittorie su 2 del Corneto, ma finale amaro per entrambe. Il Prato non riuscì a salvarsi, il Corneto sì, terminò a metà classifica, ma poi rinunciò all'iscrizione al campionato e ripartì dalla C2. Oggi si affrontano con ambizioni totalmente diverse. Boscaro sul secondo palo, doppio intervento di Cerri su Leonardo Zini. Fallo laterale, se ne incarica Jesus Murga. Tibaldo e Zini ad attaccare l'area di rigore, arriva Boscaro a rimorchio, altra rimessa. Boscaro, suolata, destro deviato, calcio d'angolo, il primo anche per il Corneto. Si avvicina Zini, si va dalla parte opposta verso Murga, anticipato all'indietro, facile per Fioraso, addirittura un dribbling, poi lancio impreciso. Cerri, lungo per Garcia, spallata e fallo. Già battuto Tibaldo, si alza la pressione del Prato, prova a romperla il Corneto, rischia ma guadagna metri e soprattutto fallo laterale. Tibaldo per Murga sulla destra, ancora Jesus Murga, di prima in avanti. Fa muro il Prato che può riorganizzarsi, cerca il lato con un lob, pallone tra le braccia di Fioraso. In avanti il Corneto dalle parti di Emanuele Cerri, anche un gol per lui in questi playoff. Prima stagione al Prato, arrivato dal Futsal Pontedera. Tibaldo a contrasto con Garcia, vediamo di chi è l'ultimo tocco. Di un giocatore del Prato, e quindi la rimessa è del Corneto. Boscaro, sinistro, strozzato, controlla il pallone uscire Emanuele Cerri, dicevamo arrivato dal Pontedera dove è cresciuto e con cui ha anche iniziato la carriera tra i grandi, una stagione in Serie B, una stagione in A2. Figlio d'arte, suo padre Giacomo, con cui ha giocato proprio a Pontedera. Ha vestito in passato anche la maglia del Prato e adesso suo padre gioca in Serie B all'Arpinova e da 3 anni è portiere della nazionale italiana non vedenti, con cui ha partecipato ai mondiali.
portiere unico ruolo delle squadre non vedenti in cui può giocare una persona vedente. Tibaldo, sponda, Boscaro, destro, fortissimo ma impreciso. Cerri, a sinistra, subito ritmi molto alti, chiaramente è un campo ed è anche una cornice ambientale che spinge a dare subito tutto. Ora chiama lo schema, non l'uscita dalla pressione perché non c'è Fioraso. Murga ora aspetta nella propria metà campo il Montebianco Prato. Vediamo se sarà una delle chiavi tattiche della squadra di Pullerà, quella di alternare momenti di pressione feroce a momenti di relativa attesa, perché poi è una pressione sul portatore non appena supera la linea di metà campo. Tibaldo cerca Fabrizio Amoroso. Murga, entrato il numero 9, subito destinatario principale di tutti i palloni. Boscaro può avanzare, suola, cerca il tunnel, non passa, occasione per il Prato con Berti che pecca di egoismo e colpisce in pieno Fioraso. Sembrava fosse la sirena del time out, invece era una trombetta sugli spalti. Che occasione per il Prato con Berti che avrebbe potuto servire Del Greco. Del Greco non ha protestato più di tanto perché i numeri sono dalla parte di Berti, con 35 gol in 26 partite stagionali. Però quel pallone avrebbe potuto passarlo, era un 2 contro 0, proprio Berti alla battuta verso Del Greco. Arriva la chiusura dello spagnolo Jesus Murga. Del Greco, finta la conclusione Marcio Garcia. Ora si alza il pressing del Corneto, ne esce il Prato. Garcia allarga dall'altra parte per il mancino di Del Greco, dovrebbe averla graffiata Fioraso, assolutamente sì, calcio d'angolo. Battuto fuori per il mancino sul palo. Palo pieno, probabilmente l'ha anche sfiorata Fioraso a giudicare dall'esultanza. Berti, suola, possesso Prato e ottimo giro palla. Garcia un po' alla cieca, cambia tutto. Per poco Berti non riesce in un aggancio extra lusso. Berti che ha già segnato al Cornedo 8 anni fa, doppietta in Serie B, quando vestiva la maglia della Canottieri Belluno. Capitan Grigolato cambia gioco, si accontenta del fallo laterale Cailotto. Tante rotazioni, visto il ritmo altissimo. Cailotto, Grigolato, Cailotto. Grigolato tra le linee all'indietro. Grigolato, Cailotto. In orizzontale, movimento del 5, si va da Grigolato. Cerca l'imbucata. Pallone non filtra. Fallo laterale. Cailotto scambia con Grigolato. Poi si torna a sinistra. Amoroso, Cailotto. Di nuovo il numero 5. Ora torna ad alzarsi la pressione del Cornedo. Capisce che... del Prato, scusate. Che ha capito che i blu amaranto erano in una situazione scomoda. Boschetto, Grigolato, ancora Boschetto, cerca il dribbling, non passa su Berti.
Grigolato, Cailotto. Attaccato da Ciardelli, fallo. Amoroso allarga a destra, va a prendere la posizione preferita da pivot. Cailotto. Grigolato, scarico. Boschetto ancora da Grigolato, non si intendono i due. Amoroso, riconquista, destro, addosso a Cerri, forte ma centrale. Fallo laterale, non calcio d'angolo. Battuto dentro alla ricerca di Grigolato. Fa muro il Prato. Ciardelli. Cerri di prima riesce a uscire da una situazione molto complicata il Prato. Club più titolato della Toscana, 2 scudetti, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, tutte a inizio anni 2000. Per una società che è anche tra le più antiche d'Italia, fondata nel 1987 con il nome di E.T. Prato, nome scelto perché il gruppo di amici che la fondò si ritrovava sempre in un bar, pizzeria che si chiamava E.T. Giocò per 2 anni tra gli amatori, poi sceglie di iscriversi in federazione ai campionati della FIGC. Verticale. Berti all'indietro. Lancio. Provato a usare il fisico Martini. Quest'anno schierato anche da pivot, come Bellocci, in assenza di un pivot vero e proprio. L'ha fatto tanto Berti, con ottimi risultati a livello realizzativo, ma è più un laterale il numero 10. Viene incontro Grigolato. Ignorato il numero 8, Boschetto va da solo e trova il fallo laterale. Si fa sentire il pubblico presente alla Pala De Gasperi, mentre vuole vederci chiaro Kenan Creso della sezione di Trieste, arbitro 1. Cailotto cerca il secondo palo, Garcia intercetta, poi riesce a scaraventare in avanti direttamente dalle parti di Fioraso. Sarà però fallo laterale e non dal fondo. Se ne incarica Nicola Amoroso, tornato dall'impegno in nazionale in settimana con l'Under 19, doppia amichevole con la Slovacchia. La prima vinta 6-2, la seconda 8-2. Ciardelli non tiene il pallone in campo e quindi fallo laterale. Può salire Murga, scarico, poi si fa vedere. Amoroso lotta con Martini, che poi finisce per commettere fallo e prende anche il primo giallo della partita. A proposito di cartellini, 2 assenze pesantissime sia da una parte che dall'altra per squalifica, con 2 grosse ingenuità. Del Gaudio manca tra le fila del Cornedo
e Barbero Hernandez tra le fila del Prato. Fischia l'arbitro, va a Murga, fortissimo ma addosso alla barriera. Amoroso prova il dribbling, non gli riesce. Amoroso, Murga, Fioraso, Amoroso di prima, lato lato. C'è Murga in appoggio, ignorato il numero 10, Amoroso va ora dallo spagnolo. Imbucata, Martini fa buona guardia. Boscaro, Murga, rasoiata per Amoroso che avrebbe voluto un altro pallone, aveva fatto il contromovimento. Numero 9, più di 1000 gol in carriera per lui. Rischia tantissimo il Prato su questo rimpallo addosso a Boscaro. Murga in chiusura. Cerri, lancio nell'angolo, impreciso. Fioraso, anche lui lungo, fallo laterale per il Cornedo. Murga, giro palla. Amoroso, fermato. Boscaro con il destro e non riesce a levarla dalla porta Cerri. L'ha sbloccata il Cornedo con la rete del proprio numero 22 Giuliano Boscaro. 1-0. Dodicesimo gol stagionale per uno dei giocatori più rappresentativi di questo club, alla 12ª stagione in blu amaranto, l'11ª in prima squadra, segna la 113ª rete. Vediamo ora la risposta del Prato con il pallone all'indirizzo di Bellocci, non trovato. Cerri, Boscaro, ancora lui a intercettare. Poi Murga ripropone a destra, c'è Boscaro in mezzo. Pallone finisce sul fondo. Adesso chiaramente il Cornedo sulle ali dell'entusiasmo, pressa forte Boscaro. Si va un po' a incastrare in corrispondenza del calcio d'angolo. Fallo laterale. Nicola Amoroso perde il contrasto, ma guadagna un calcio di punizione preziosissimo. Sul punto di battuta Jesus Murga. Occhio perché già nella semifinale di Coppa della Divisione contro l'Active Network ha dimostrato cosa sa fare con quel destro. C'è anche Amoroso sul pallone. Si allontana al 9. Murga con la punta!
ha raddoppiato il Cornedo, l'avevamo chiamato il destro di Jesus Murga, piega le mani a Cerri, +2 per i veneti. E adesso non si sente più nulla al Pala De Gasperi. Boom boom, 1-2 terrificante della squadra di De Andrade. E si riparte con il Cornedo avanti 2-0. Non vuole correre il rischio della semifinale contro il Real Sesto, vuole sfruttare la spenta dei propri tifosi. Vediamo se arriverà la reazione del Prato. Gonzini raddoppiato, perde palla, tutto buono, 3 contro 2, intercettato il pallone, Boscaro può ripartire, contropiede Cornedo, Boscaro fermato, sfera tra le braccia di Cerri che poi sbaglia il rinvio. Ritmi adesso indiavolati e viene chiamato il time out. Io vi ricordo in questo intervallo, in questo time out, di iscrivervi al canale YouTube della divisione Calcio a 5 per non perdervi nessun contenuto del meglio del futsal italiano. Boscaro sterza e calcia a centimetri dalla doppietta del 3-0. Del Greco, rimessa laterale Cornedo, Boscaro la scava e arriva al 3-0 della squadra di De Andrade. Calcola male il tempo dell'uscita Cerri e calano il tris i blu amaranto. Troppo fermo però il Prato, che si fa trovare clamorosamente impreparato, clamorosamente immobile sulla zampata di Zini. Ora è tutto pronto per ripartire, ma 3-0 Cornedo. Boscaro, Murga, Zini. Per Murga 15° gol stagionale. Arrivato in estate dallo Sporting Altamarca, con cui l'anno scorso ha giocato in E2 Elite. A2 Elite che vuole riconquistare quest'anno con il futsal Cornedo. Sempre pressione forte dei veneti. Doccia gelata per il Prato. Per quanto riguarda Zini, 33° gol stagionale, quando mancano praticamente 8 minuti effettivi.
alla fine del primo tempo. Ne sono trascorsi 12. Dicevamo Zini, 33esimo gol stagionale. (16 in campionato, 9 in Coppa e 7 in Under 19. Garcia, fuori. Berti, finta e sinistro. Presidia al suo palo Fioraso. Puntata in mezzo all'area. Pallone esce in fallo laterale. Altra rimessa. Contatto a centro area ma si gioca. Del Greco. Boscaro che è scatenato. Riconquista il pallone ma commette fallo. Possesso della squadra di Pullerà. Seconda stagione al Prato per lui. Lui che ha iniziato ad allenare nel vivaio del Pistoia. Del Greco. Scarico. Cerri. Berti, punta Tibaldo che lo ferma, vorrebbe un fallo di mano, il numero 10 del Prato non c'è. Boscaro a attendere rinforzi, allarga verso Tibaldo, palla dentro! E naturalmente, tanto per cambiare, ci pensa Fabrizio Amoroso. 5 gol in 5 gare dei playoff, 4-0 del Cornedo. A 7 minuti effettivi dalla fine del primo tempo. E c'è il time out. Teste basse e incredulità davanti alla panchina del Prato, che in 13 minuti effettivi ha preso 4 gol. Però attenzione a questo sport, perché non è mai finita. E si riparte. Guardate come si alza la pressione del Cornedo, che ha capito il momento di difficoltà del Prato. Berti! Gran parata di Fioraso che nega il 4-1. Calcio d'angolo fuori. Sbaglia a calciare Berti. Fioraso lascia lì per Grigolato. Grigolato, Cailotto. Ancora Grigolato. Di prima recupera il Prato che va alla conclusione. E ancora Fioraso ci ha messo le mani. Garcia, imbucata. Ancora Garcia. Berti, fermato, calcio di punizione. Prova a venire fuori dal guscio
il Prato. Calcio di punizione che assomiglia molto a una rimessa laterale. Pallone a centro area che termina sul fondo, non l'ha toccata nessuno. Fioraso in avanti, arriva la chiusura di Martini. Calcio d'angolo. Si muove in area Grigolato, c'è fuori Amoroso, arriva Zini! Un sinistro clamoroso per il pokerissimo del Cornedo, la doppietta di Zini, non l'ha neanche vista passare Cerri. Se è un sogno, non svegliate i tifosi del Futsal Cornedo. 5-0 dopo 14 minuti. Doppietta di Zini. Ma come ha calciato. Pallone in fallo laterale. Amoroso all'indietro. Murga sbaglia, recupera il Prato. Martini anticipato addirittura da Amoroso, che carica i propri tifosi. Amoroso in tuffo di testa. Stava per fare addirittura una sponda in volo d'angelo con un cambio di gioco. Non invecchia mai Fabrizio Amoroso. Murga intercetta, protegge e guadagna un fallo laterale. Murga per Boscaro, imbucata interessante verso Zini, anticipato, vorrebbe battere velocemente, poi ci ripensa, si muove Amoroso, si va dall'altra parte per Boscaro, destro rimpallato. Murga. Boscaro coinvolge Fioraso. Lancio lunghissimo ma impreciso. Cerri. Martini. All'indietro. Adesso ha bisogno anche un po' di riordinare le idee il Prato, che il problema è che il Cornedo non ha nessuna intenzione di alzare il piede dall'acceleratore. Sfera che termina sul fondo. Martini aveva provato una soluzione a metà tra un tiro e un passaggio sul secondo palo però che era deserto. Fioraso con le mani, colpo di testa di Martini e poi il pallone termina in fallo laterale. Si allarga Cerri. Pallone rilanciato lungo, ottimo lavoro di Martini che si gira e con la punta buca Fioraso. 5-1, prova a ridestarsi il Prato.
Boscaro. Murga. Cailotto. Ancora Murga. Riceve il 10, allarga sulla destra, si muove Cailotto. Boscaro. Fioraso. Murga. Ottimo lato, superiorità numerica per il Cornedo con Boscaro sul secondo e il pallone è entrato. L'ha messo in porta Nicolas Boschetto. Torna a più 5 immediatamente il Futsal Cornedo, 6-1. È bastato alzare la pressione al Prato, uscire in modo non proprio impeccabile per essere punito dalla qualità, dall'esperienza dei giocatori della squadra di De Andrade. E tornano a farsi sentire dagli spalti del Pala De Gasperi. Fioraso. A destra Murga. Arriva Cailotto. Il pallone però ha superato la linea. Mentre il Prato, come avete già intravisto proprio nell'azione del 6-1, ha cambiato portiere. Al posto di Cerri è entrato Giannattasio. Istituzione qui a Prato, classe 1980, quinta stagione consecutiva, la 12ª in totale. Boscaro, riparte il Cornedo. Dicevamo di Giannattasio, istituzione, ha mosso i primi passi proprio nel Prato, dove ha giocato nel vivaio, è arrivato in prima squadra e ha fatto parte della rosa che a inizio anni 2000 ha vinto 2 scudetti, una Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane. Poi è tornato al Prato nel 2006-2007, proprio la stagione in cui i toscani, l'unica stagione in cui hanno affrontato il Cornedo. E alla fine è ritornato nuovamente 5 anni fa. Prato, dove ricopre anche il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile e di mister della squadra femminile, che l'anno scorso ha portato alla promozione dalla C1 alla Serie B, con annessa vittoria della Coppa Toscana. Si fa vedere Berti, ignorato il numero 10. Murga usa l'esperienza e il fisico. Poi gioca corto. Ancora Murga. Cailotto di prima. Boscaro chiama il movimento di Cailotto, scava il pallone che termina quasi sugli spalti. Se questo è un sogno per il Cornedo, è un incubo a occhi aperti per il Prato, che deve difendersi ancora. Zini respinto in trance agonistica. I giocatori blu amaranto. Fioraso in avanti, pallone intercettato, Garcia mette giù, fermato numero 14, poi però con la suola torna indietro. Passaggio sbagliato da parte di Bellocci. Fallo laterale. Murga, apertura a destra. Zini prova ad andare via. Chiede troppo anche alla sua tecnica e alla sua velocità. Proteste da mister Pullerà. Va subito a parlare con lui,
Kenan Creso della sezione di Trieste. Lancio lungo e chiusura di Murga. Fallo laterale per il Prato, che va alla conclusione a centimetri dal 6-2 con Berti. C'è stata però una deviazione, battuto il calcio d'angolo, Garcia respinto. Fa movimento proprio Marcio Garcia e riceve il numero 14, e poi scodella con l'esterno. Tibaldo si aiuta anche col fisico, può ripartire il Cornedo, difende con un uomo in meno il Prato, che però riconquista il pallone e adesso poteva sfruttare Bellocci, che era rimasto in attacco, ma chiude Grigolato. Ciardelli a sinistra, Garcia, di nuovo Ciardelli, anche zona tiro, Berti, Ciardelli, cerca di chiudere il doppio triangolo con Berti, Grigolato non passa su Ciardelli. Garcia, imboccata dell'argentino, arrivato in estate dalla Leonardo, qui l'anno scorso ha giocato in A2 Elite. Tibaldo, Grigolato in orizzontale, Tibaldo sbaglia il controllo, Berti se la porta sul destro, finisce giù e guadagna un calcio di punizione che vale anche il cartellino a Tibaldo, forse un po' severo. Calcio di punizione, vedremo se ne approfitterà il Prato. Sistema il pallone Berti, seconda stagione consecutiva al Prato, quarta in totale, 152 gol, di cui 56 nel 2019-20, quando trascinò la squadra alla promozione dalla B alla A2. Va Berti, ma sbaglia completamente l'esecuzione e per poco non innesca il contropiede di Boscaro. Del Greco, costretto a ricominciare. Garcia, Berti, lato, Garcia rientra, Garcia finisce giù, è tutto regolare, altra chance in contropiede per il Cornedo, Amoroso cambia tutto, Cailotto la tiene in campo ma non riesce a concludere, si arrabbia Amoroso per come ha dato quel pallone e ora fa movimento proprio Amoroso, calcio d'angolo. Protesta al Prato, ma il tocco era abbastanza netto. Cailotto. Sbaglia il tocco per Amoroso. Grigolato, Boscaro, Fioraso, rilancia lungo,
Rimessa per la squadra di De Andrade. Arriva Boscaro, fortissimo ma alto. Pallone oltre la linea di fondo. Ma in realtà si deve ripetere la rimessa. E arriva la sirena in questo primo tempo. Si torna negli spogliatoi sul punteggio clamoroso di 6-1 per il Corneto. Noi ci prendiamo una pausa, voi però restate qui perché tra pochissimo ci sarà la ripresa di Futsal Corneto Montebianco Prato, finale di andata dei playoff di A2.
Bentornati al Pala De Gasperi, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Futsal Cornedo e Montebianco Prato, con la prima frazione che si è chiusa sul punteggio clamoroso di 6-1 per il Cornedo, e si ricomincia con il primo possesso proprio dei Blu Amaranto. Fioraso, lancio impreciso. Giannattasio, anche lui in verticale. Zini ad allontanare. Giannattasio, pallone respinto dalla difesa del Cornedo. Imbucata, Garcia protegge, si gira, può ripartire la squadra di De Andrade. Amoroso, pallone per Boscaro, uscita provvidenziale di Giannattasio. Giannattasio, poi conclusione. Giannattasio è rapido a tornare tra i pali. Garcia non accenna ad abbassare la pressione la squadra di De Andrade, e ne ha tutte le ragioni, visti i frutti che ha portato nel primo tempo. Amoroso prova il dribbling, non è proprio la sua arma migliore, ma comunque conquista una rimessa. Murga, Amoroso di prima, Berti anticipato saggiamente. Zini pensa al male minore, scaraventa in fallo laterale. Calcio d'angolo per il Prato. Si muove Berti, Amoroso ha capito tutto, ancora Prato con Garcia che si lamenta per come il pallone gli è stato dato, e in effetti non era una sponda impeccabile. Amoroso si gira ma commette fallo di mano, sfortunato nel rimpallo. Garcia in avanti, chiusura di Murga. Garcia, ancora il 14 argentino. Berti, lato lato, poi destro di Bellocci, palla fuori, non trova né la porta né Berti sul secondo palo. Fioraso, ora è il Prato che alza la pressione, ma esce male. Zini sbaglia il tocco con l'esterno, si lotta ancora Cornedo con fallo a favore dei veneti. E arriva a calciare Murga. Fischia l'arbitro. Stavolta è uno schema per Zini, fermato Garcia, può ripartire il Prato. Non si intendono Garcia e Berti, mentre si sono allacciati Zini e Bellocci, se non abbiamo visto male. Fioraso, lancio lungo,
che trova sul secondo palo Zini per il 7-1 e la tripletta del numero 11. Scatenato Leonardo Zini. Ma ancora una volta troppo passiva la squadra di Pullerà. Tripletta di Zini. Poi Boscaro, Amoroso, Murga e Boschetto. Grigolato. In avanti Giannattasio. Berti. Del Greco anche da terra continua a giocare il pallone. E poi fallo a favore del Cornedo. Grigolato. Arriva il fischio del direttore di gara, Fioraso. In avanti. Grande lancio per Nicola Amoroso, che non è riuscito a controllare. Giannattasio. Fioraso. Boschetto. Addomestica. Grigolato. Di prima verso Cailotto. Garcia copre l'uscita di Giannattasio. E poi con le mani riesce a lanciare Del Greco. Fallo di Nicola Amoroso. E cartellino giallo. Il secondo per i veneti dopo quello estratto ai danni di Tibaldo. Berti. Sterzata. Passaggio in orizzontale. E respinta di Boschetto. Berti. All'1 contro 1. Vediamo cosa inventa il numero 10. Prova la sterzata, ma c'è Boschetto già pronto a sbarrargli la strada. Poi ancora Berti, rischia Nicola Amoroso. Berti gli passa davanti e guadagna un calcio di punizione. Garcia di prima. Berti, stavolta non c'è fallo. Boschetto aveva cercato Amoroso sul secondo palo, non l'ha trovato. Garcia sul secondo. Fioraso. Oscura la ballata, Berti. Calcio d'angolo per il Prato. Fuori. Berti al volo. Non c'è stata deviazione. Invece sì, perché è stato battuto un altro calcio d'angolo. Giannattasio. In avanti Fioraso. Grigolato. Vuole stanare il Prato, la squadra di De Andrade, che però rischia. E Fioraso ci mette un'altra pezza. Garcia. Ennesimo corner.
Si sistema al limite dell'area Berti. Fa movimento Bellocci. Si va fuori. Boscaro colpito in pieno volto. Niente di grave. Berti. All'indietro. Ciardelli sulla destra. Il pallone non è rimasto in campo. Grigolato. Fioraso trova Amoroso, può puntare. Giannattasio in uscita, poi non riesce però a innescare il contropiede del Prato. Bellocci, chiusura in scivolata. E ora chiede l'intervento dello spazzolone. Alessio Bellocci, classe 2003, seconda stagione al Prato. Lui che ha mosso i primi passi nel Futsal Siena, con cui si è anche guadagnato la chiamata nella rappresentativa toscana Under 15 per il torneo delle regioni. Fioraso, il più lontano possibile. Ovviamente non ha motivo di correre rischi il Futsal Corneto quando conduce per 7-1 nell'andata della finale playoff di A2 per salire in A2 Elite. Berti di prima, sponda, palla dentro, Zini a salvare tutto. E arrivano gli applausi dagli spalti del Pala De Gasperi. Berti all'indietro. Martini si accentra, attaccato, ancora Boscaro. Martini si deve liberare del pallone. Il fallo laterale, no, è calcio d'angolo per il Corneto. Boscaro, finta, controfinta, poi si incarta, ancora Boscaro a lottare. Giannattasio. Murga a coprire l'uscita del pallone. Continuano a farsi sentire instancabilmente dagli spalti del Pala De Gasperi. Murga. Zini, sponda. Boscaro, Amoroso. Boscaro. Pallone non è uscito. Murga non controlla. Berti vince il contrasto con Amoroso. Poi serve Martini. Zini lascia scorrere. Zini. Per poco non riusciva nel gioco di prestigio. Berti. In verticale. Ancora Berti. A sinistra. Palla in mezzo di Francesco Martini. Fioraso fa buona guardia. Conclusione di Panchetti. Ancora Fioraso. Fallo laterale da ripetere. Amoroso chiede scusa. Indiavolato, aveva intercettato. Gioco fermo al Pala De Gasperi in questa gara di andata. Valevole per
la finale playoff di A2. Ricordiamo, sono 2 le finali, l'altra se la giocano le vincitrici dei playoff del girone C e del girone D, vale a dire Cisterna ed Eur. Io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube della divisione calcio A5, soprattutto in questo finale di stagione con il periodo dei verdetti in tutte le categorie nazionali, A, A2 Elite, A2 B maschile, A e B femminile. Ne approfittano per un cooling break i giocatori delle due squadre e per un time out i due allenatori. Come vedete, secondo tempo iniziato da 7 minuti e 20. Se possibile, sappiamo che è presente in area, se vediamo se può darci una mano, c'è una persona che si sta male del palazzetto, grazie mille. Nel frattempo gioco fermo perché si è sentito male uno spettatore sugli spalti. Noi ovviamente ci auguriamo che non sia nulla di grave. È arrivato subito il supporto medico, vogliamo sottolinearlo. Gioco che è stato fermato giustamente dagli arbitri. Vediamo quando si potrà ripartire. Dovrebbe essere tutto ok. La priorità naturalmente è la salute dei giocatori e di tutte le persone presenti al Pala De Gasperi. E arrivano gli applausi dagli spalti a certificare che il peggio dovrebbe essere passato e che si può ripartire. Berti calcia male, pallone molto scomodo per il numero 10. Murga, pallone scaricato sulla sinistra, pressione di Panchetti su Cailotto e la rimessa di Cailotto. Murga, Cailotto, di nuovo Murga, imbucata verso Amoroso che non giunge a destinazione. Panchetti, Zini ha capito tutto, ancora Zini, lotta Zini sul secondo palo per l'8-1 dopo la tripletta. Fa anche assist Leonardo Zini, partita sontuosa del numero 11 e in generale del Cornedo, che sta vivendo una favola. E ora fanno festa sugli spalti per il gol di Cailotto. Incredibile al Pala De Gasperi.
Il Prato non c'è e il Cornedo sta dilagando. 8-1. Zini attaccato da Berti. Murga prova ad alzare la pressione il Prato, ma guadagna un fallo laterale la squadra di De Andrade. Fioraso, lunghissimo, pallone fuori. Tamburi, cori e trombette al Pala De Gasperi per una festa. È vero che è solo il primo atto, ma viste le dimensioni del punteggio, il Cornedo ha più di un piede in A2 Elite. Fioraso, Amoroso, Murga, Cailotto. Murga pressato da Martini, si rifugia da Cailotto, va via l'autore dell'8-1. Murga, Cailotto. Dodicesimo gol stagionale per lui, che è cresciuto nel vivaio del Cornedo. Ancora Cailotto a lottare, a fermare il contropiede del Prato. Poi finisce a terra Zini, non c'è fallo, occasione per il Prato con il salvataggio di Amoroso a porta vuota e a negare l'8-2. Gioco fermo per Crampi. Interviene anche lo spazzolone. È davvero difficile commentare una finale di questo tipo, perché nessuno si aspettava che potesse prendere una piega del genere. Boschetto, Suolata, Cailotto, numero, Boschetto può andare in porta. Boschetto! Palla alta. C'è stata una deviazione di Giannattasio, come l'avevano costruita Boschetto e Cailotto. Ripartenza possibile per il Prato con Del Greco. Respinta di Boschetto. Fallo laterale. Se ne incarica Tommaso Ciardelli. All'indietro da Bellocci. Martini si accentra, va al destro, respinto. Lob per Martini, c'è solo la potenza, non la precisione nel suo destro. Fioraso sulla corsa di Boschetto, aggancio, chiusura di Ciardelli. Ottimo intervento del numero 8, arrivato in estate dal Versilia. Martini, Boschetto perde di vista il pallone. Martini, scarico
Contromovimento di Bellocci, Fioraso ha capito tutto. Martini, duello tra numeri 6 con Tibaldo, che non ha commesso fallo. Il fallo è di Bellocci perché ha toccato il pallone con la mano. Nove minuti effettivi da giocare. Partita che però è già decisa. Bisogna solo capire quale sarà il punteggio finale. Boscaro, Grigolato. Boscaro di prima in avanti. Ed è incredibile dire che una partita di futsal a 9 minuti effettivi dalla fine sia già decisa. Ma questo sta dicendo il parquet del Pala De Gasperi. Con il Prato che va al lancio lungo, impossibile da controllare per Garcia. Fioraso con le mani, Boscaro. Si alza Boschetto. Boscaro, doppio passo, non può calciare, suola Boschetto in mezzo a due, calcio di punizione. Cartellino giallo per Garcia. Complimenti che piovono dagli spalti per tutti i giocatori in maglia blu amaranto. Grigolato. Scarico Boschetto. Attaccato numero 3. Fioraso, Boscaro, Boschetto. Grigolato. Ancora da Boscaro. Prova la suolata Nicolas Boschetto. Grigolato. Ancora Boschetto, stavolta il pallone non è uscito. Bellocci a chiudere per il Prato. Boscaro col sinistro. Giannattasio si fa trovare pronto. Braccia conserte davanti alla panchina per Pullerà. Scioccato anche lui del risultato che sta maturando al Pala De Gasperi. Questo è un palazzetto, un ambiente, un campo dove il pubblico gioca una parte fondamentale, poi per il clima che si crea, per il tipo di campo. Le partite sono spesso intense e staccare la spina significa rischiare di prendere un gol dopo l'altro, come è successo al Prato. Ora time out per riordinare le idee. Ha bisogno di un miracolo la squadra di Pullerà. Ovviamente non per evitare la sconfitta oggi, ma almeno per riaprire il doppio confronto. Mentre viene inquadrata anche la panchina del Corneto, stati d'animo chiaramente completamente opposti. Si può tornare in campo per l'ultimo scorcio di questo primo atto della finale playoff di A2.
Garcia all'indietro, di nuovo Garcia, portiere di movimento per il Prato, che ovviamente non ha più nulla da perdere e sceglie la carta del power play. Per il momento nessuno che va a prendersi la zona centrale del campo. Cornedo che alterna rombo e quadrato a livello difensivo. Garcia, ora al vertice alto del rombo è Boscaro. Ciardelli, sempre a giocare sulla sinistra. Berti cambia lato, palla in mezzo, Grigolato a chiudere su Del Greco. Il power play lo sta facendo Panchetti con la maglia numero 4. Ciardelli, Garcia, continua a stare largo il Prato. Ora Ciardelli prova per un attimo ad andare ad occupare il centro del quadrato del Cornedo. Berti, Panchetti, Garcia, Berti, scarico, respinta di Grigolato. Berti, Panchetti, Garcia. Ciardelli, Garcia, ancora il 14 argentino e il numero 8. Berti, provano a muoversi gli uomini di Pullerà, ma corre poco il Cornedo ed è sufficiente per il momento. Garcia, Ciardelli, Berti all'indietro, Garcia, Ciardelli, Berti sul secondo palo, non trova né Panchetti né Garcia dal lato opposto. Si era mosso anche Lorenzo Del Greco, maglia numero 2, proprio Del Greco a pressare Murga. Partita da professore di Murga. Cailotto, proprio per Murga che fa il movimento in parallela, non c'è fallo. Allora di nuovo portiere di movimento. Ciardelli, Garcia, scarica Ciardelli, Garcia, Berti, Murga intercetta, va alla conclusione. C'è Garcia ben appostato. Amoroso a guidare la pressione del Cornedo che non vuole innescare il portiere di movimento, ne esce alla grande però il Prato che non riesce a concludere. Fioraso rinuncia a ripartire. Murga, Tibaldo, Murga intercetta, Ciardelli allarga ancora, Ciardelli, Fioraso faccia avanti a negare l'8-2 a Ciardelli e non sarà calcio d'angolo. Scelta abbastanza, decisione abbastanza strana, sembrava netto il tocco di Fioraso che evidentemente non c'è stato. Murga sbaglia il controllo. Calcio d'angolo, ora sì, per il Montebianco Prato. Garcia, suola, scarica per Berti, ancora Garcia, chiamato lo schema. Sempre a piramide il Prato. Ciardelli, Panchetti, di nuovo il numero 4, Ciardelli. Troppo lento però il giro palla del Prato. Garcia, Ciardelli, scarico, Garcia, Berti di prima, Del Greco fuori da ottima posizione.
Boscaro. Murga. Si alza al pressing del Prato. Fioraso evita chiaramente l'autogol, però non poteva prendere quel pallone e quindi calcio di punizione a 2 per il Prato. Ingenuità della squadra di De Andrade, che è andata al retropassaggio verso Fioraso. Fioraso che aveva già toccato il pallone nella stessa azione senza che il possesso venisse interrotto dal Prato, e quindi punizione per la squadra di Pullerà. Che ha allenato per 2 anni anche l'altra squadra di Prato, l'Italgronda. Garcia per Berti. Boscaro salva e allontana. Giannattasio. Murga riconquista senza fallo e poi sbaglia il tocco per Amoroso. Giannattasio. Lungo Berti, Boscaro a chiudere. Anche lui autore di una partita incredibile, come praticamente tutti i giocatori del Cornedo. Ancora Boscaro. Poi Berti con la punta addosso a Murga. Grigolato si impegna. Il pallone però è uscito e la rimessa è del Cornedo, mentre viene ammonito Berti per proteste. Amoroso mette giù. Cailotto. Fioraso con la punta regala il pallone al Prato. Torna in campo il portiere di movimento, Lorenzo Panchetti, che gioca in under 19 e spesso viene chiamato anche in prima squadra, con cui ha anche segnato un gol in campionato. 4ª stagione al Prato. Dove si è guadagnato anche 2 convocazioni della rappresentativa per il torneo delle regioni e una della divisione per la Future Cup. Garcia sbaglia, può approfittarne Murga, che si trascina il pallone oltre la linea laterale. Panchetti. Tanto scoramento ovviamente nel Prato. Panchetti. Garcia. Tanto spazio per incastrarla all'incrocio. 8-2. Rete di Marcio Garcia. A rendere meno amara la sconfitta. E si riparte al Pala De Gasperi. Poco meno di 2 minuti effettivi al termine. Zini. Attaccato. Va all'indietro. Murga. Zini. Finte. Zini cerca il secondo palo dove c'era liberissimo Amoroso. Murga non si intende con Cailotto, sbuca Amoroso ad aiutare la squadra. Amoroso e il pallone è uscito. Garcia, Ciardelli, Panchetti.
Ancora Ciardelli. Possesso palla sempre con l'uomo in più da parte del Prato, che ora attende solo la fine di questo incubo. Meno di 60 secondi. Garcia, doppia deviazione. Fioraso cosa ha preso? Poi Panchetti. Salvataggio di Grigolato, parata senza senso di Fioraso sul secondo palo. Garcia. Panchetti, Ciardelli. Garcia. Berti all'indietro, Ciardelli, Panchetti. Ciardelli, Garcia. Berti sul secondo palo, chiude Boscaro. Arriva Fioraso, la porta è vuota. Fallo in attacco. Il Cornedo deve battere il calcio di punizione con Grigolato sul pallone. Arriva il fischio dell'arbitro. Fioraso il più lontano possibile. Si attende solo la sirena al Pala De Gasperi. Giannattasio lunghissimo dalle parti di Fioraso, che lascia rimbalzare il pallone. E arriva la sirena al Pala De Gasperi. Momento di confusione. Gioco fermo, l'arbitro ha mimato il segno del time out. E adesso gli arbitri stanno spiegando l'accaduto ai giocatori del Cornedo. La partita non è finita, è time out. È stato chiamato il time out dal Cornedo. E infatti mancano 7 secondi da giocare, con Fioraso che va lunghissimo da Amoroso, non controlla. Si allarga Giannattasio con il sinistro e ora sì, arriva la sirena al Pala De Gasperi. Il futsal Cornedo batte il Monte Bianco Prato per 8-2 nella gara di andata della finale playoff di Serie A2, ed è una vittoria che vale molto di più del successo nel primo atto. È una vittoria che vale un piede e mezzo in A2 Elite, perché ora servirà un miracolo alla squadra di Luca Pullerà davanti al proprio pubblico per provare a ribaltare un verdetto che sembra senza appello. E mentre si salutano le squadre a centrocampo e si fa festa sugli spalti del Pala De Gasperi, da Luca Pellegrini e dal Pala Sport di Cornedo Vicentino per appunto il Pala De Gasperi, è veramente tutto. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata e per domani una buona domenica.